Io spero che, che questo serva a noi per uscire dalla nostra gabbia e cercare di aprirsi agli altri. Scusi? Si commuove il dottor Attilio Ceschin, il dentista di Vittorio Veneto, presso il quale Susanna Recchia lavorava da 10 anni e che avrebbe dovuto riprendere il lavoro proprio questa settimana. La donna, che sabato scorso ha trascinato con sé la figlioletta Mia di quasi 4 anni, li avrebbe compiuti a novembre, nelle acque del Piave, non aveva mai dato segno di alcun problema, almeno sotto il profilo lavorativo. Nelle prossime ore sarà disposta un'ispezione esterna sui corpi di mamma e figlia. Il PM, Barbara Sabatini, titolare dell'inchiesta, ha chiesto un ulteriore esame dopo quello già fatto dal sanitario intervenuto a seguito del ritrovamento dei corpi. Se non dovessero emergere elementi contrastanti con l'ipotesi più accreditata di omicidio-suicidio, verrà dato il nulla osta per la sepoltura. Ma resteranno gli interrogativi e il dolore di una comunità scossa da una tragedia che nessuno aveva nemmeno lontanamente previsto. E lei dovrebbe ritornare qui giovedì e nulla ha fatto presagire dal punto di vista lavorativo che ci fosse qualche problema. Lei ha avuto molte volte in cui ha dovuto assentarsi dal lavoro perché figlia stava male, tanti problemi con 4 figli, è normale che sia. Lo faceva solo se costretta, tante volte l'ho vista chiamare per urgenze per la figlia, però il lavoro l'ha sempre gestito in maniera molto professionale. Una donna solare e bella, sulla quale il male oscuro si è abbattuto in modo implacabile. Da circa un mese la sua relazione con Mirko De Osti, il padre della piccola Mia, si era interrotto e la situazione l'aveva lasciata molto provata, anche se non lo aveva mai dato a vedere, fino al tragico epilogo. Una persona estremamente tranquilla, solare, sempre sorridente, molto ben disposta a trattare i pazienti in maniera colloquiale, amichevole. Difatti ho avuto dei messaggi dei pazienti che mi hanno commosso perché la ricordano come una persona bella, simpatica. Non c'era assolutamente nessuna ombra di problemi personali che giustificassero una situazione neanche così grave, anche meno grave, cioè o ha nascosto tutto dentro di sé. E questo mi dispiacerebbe non averlo capito, ma non era impossibile, è una persona veramente unica.